Dai. 3, 2, 1. Siusi Patrizio, news! Così del turismo. Sì, una prima siamo notizia qua. bellissima. Stai a sentire. Sì. Per pensionati per caso, la nostra rubrica, c'è una buona notizia, addirittura notizia scientifica, perché pare che viaggiare faccia bene alla salute e viaggiare può aiutare a mantenere la giovinezza. Ecco, è uno studio scientifico dell'Università di Perth. Perth. Si scrive Perth, è Australia. Perth in Australia. Ma gli australiani dicono Perth. Io ci sono ma perché stato... devi parlare come un australiano? così, Parla perché... in italiano. Pensionati per caso, vai e scriveteci, mandateci le vostre iniziative, quello che fate, esperienze e raccontateci tutto. Quindi vi aspettiamo, noi siamo qui. Zoccolo duro dei pensionati per caso. Aspettiamo e adesso i messaggi andiamo di tutti, anche di quelli di Perth. Andiamo per l'overtourism. Io mi sono stufata però di parlare di overtourism, cioè voglio dire, siamo ormai quasi alle soglie dell'inverno. È vero che poi ci sarà l'overtourism del Natale, però insomma in Norvegia, ecco, hanno deciso che insomma loro sono contro questo overtourism e questo turismo outdoor, che vuole dire fuori all'esterno. Sì, è il turismo all'aperto. Esatto, per le preoccupazioni dell'impatto ambientale dell'overtourism, appunto, sono preoccupati e quindi, nonostante l'obiettivo fosse valorizzare la cultura norvegese e l'incremento dei visitatori, sai cosa hanno fatto? No. Hanno sospeso la campagna pubblicitaria. Hanno sospeso la campagna pubblicitaria che appunto diceva venite in Norvegia. Guarda che questa è una notizia. Sì, guarda che è una roba importantissima. È il colmo. Allora, tornando all'overtourism, esatto. Persino il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, in un'omelia ha parlato dei problemi legati all'overtourism e quindi ha detto bisogna gestirlo, bisogna umanizzarlo, il turismo deve essere un'esperienza più consapevole e rispettosa, e guarda caso ad Amalfi ci hanno provato a fare una cosa del genere. E cosa fanno? Nel senso che il comune ha coinvolto i turisti, che numerosissimi vanno ad Amalfi, come residenti temporanei, e assieme ai residenti stabili hanno cercato di mettere, diciamo, nero su bianco per un codice etico di... Ma dai, bellissimo, bello, sono d'accordo. Noi anni fa, ma veramente tanti anni fa, aprimo proprio questo canale che si chiama Italia Slow Tour, dove adesso ci state guardando, oltre a altri posti, e proprio per questo, perché il turismo deve essere slow e deve essere consapevole, devi sapere dove cavolo stai andando. L'hai già detto, vai avanti. E non andare a fare solo le una notizia selfie, dai. dalla e la Grecia. Notizia è dalla Grecia che introdurranno, proprio il ministro l'ha detto, una tassa di 20 euro per i crocieristi che si fermano nelle isole di Mykonos e Santorini, perché dice non ne possono più, cioè voglio dire c'è uno sbanderno di come si dice Bologna, sbanderno in inglese, sbanderno e lot of esatto, di gente che i crocieristi che si fermano lì e quindi devono pagare la tassa. Ma a proposito di crociere, a proposito di Venezia, allora, navi da crociera a Venezia dal 2021 avevano proibito alle grandi navi di passare davanti a San Marco. Sì, perché sembrava praticamente una città che passava davanti a San Marco. Certo, era uno spettacolo. E poi insomma, cosa succede a quel Ma dalla primavera del 2027 pare che potranno tornare a Venezia delle navi medie, che però faranno un'altra rotta per arrivare a Venezia, cioè passeranno dal canale di Malamocco Marghera e poi dal canale Vittorio Emanuele, ma per farle passare dal canale Vittorio Emanuele scavano. Devono scavare il canale almeno un metro in più di profondità. No, ma lo fanno. Sì, ho capito. Ma è un rischio, cosa si solleva? Ma non a parte è possibile. Ma voglio dire, la laguna vive in un equilibrio delicatissimo, esatto. Per cui chissà cosa succede. Appunto. Quindi l'UNESCO è già in qualche modo allarmato.
pare che quando tutto sarà finito, la previsione è che potrebbero arrivare anche 385 navi in un anno, che si è fatta una media più di una al giorno, che potrebbero portare 1 milione di passeggeri, alla faccia dell'overtourism. Ecco, vabbè. Comunque adesso vediamo, i veneziani non sono entusiasti. Speriamo di non parlare più di overtourism, ma parliamo di ambiente a rischio. L'Amazzonia. Dalla padella nella brace. Sì, veramente. Basta però, ho capito, ci sono notizie. Allora, in Amazzonia sì, verrà trafitta da un'autostrada. Un'autostrada di 900 km che collegherà Manaus a Porto Vecchio. Allora, la costruzione di questa autostrada diventa necessaria perché non c'è più, per una questione di siccità, la grande possibilità di viaggiare sui fiumi, cioè, ma vi rendete conto? Quindi sono due notizie cattive in una. E quindi il trasporto fluviale dell'Amazzonia si è limitato. Insomma, tuttavia, voglio dire, ci sono molti che criticano questa decisione e gli scienziati avvertono che potrebbe accelerare la deforestazione sì, e rendere più accessibili delle aree che finora sono state protette appunto dalla grande foresta amazzonica. Allora, dobbiamo chiudere con una bella notizia, perché sennò No, siamo depressivi e depressi. No, veramente. Allora, la notizia è questa. Cioè, c'è una bella notizia? Sì, Dai. una delle soluzioni possibili all'overtourism e all'impatto ambientale negativo del turismo è il turismo lento. Certo. Si possono fare delle passeggiate tranquille a piedi o in bicicletta. Sotto casa, cioè si va a vedere quello che abbiamo anche sotto casa, perché ogni pietra ci parla del mondo, ci parla dei misteri, ci parla della storia. Allora, sul nostro sito Italia Slow Tour siamo pieni di itinerari e di suggerimenti. Esatto. Ma adesso ci collegheremmo con due nostri amici italo-francesi. Ma dai, perché siamo pieni di itinerari in bicicletta, per esempio italiani, ma loro vanno in giro per la Francia in bicicletta, certo, però si definiscono, sono carini. Velo di Manche, cioè ciclisti della domenica, quindi non sono gli eroi che fanno 500 km al giorno. I ciclisti della domenica ma sono tranquilli. Fiacca e debolezza, insomma. Esatto, ecco. Fiacca e debolezza è il mio gruppo podistico. Ecco. Io li ho conosciuti a Parigi e ci mandano, diciamo, una corrispondenza da Mont Saint-Michel. Ah, che bello! Bello. Ciao Susi, ciao Patrizio, un saluto da Andy e da Leo. A tutti gli appassionati di cicloturismo, oggi proponiamo un'esperienza quasi mistica. Il percorso ciclabile che parte dalla cattedrale di Notre-Dame di Parigi e arriva fino al Mont Saint-Michel. Abbiamo percorso i 650 km totali attraversando le campagne della Normandia, fra paesaggi bucolici e villaggi medioevali. Ma lo spettacolo senza dubbio più emozionante è l'arrivo al Mont Saint-Michel, che appare maestoso e improvviso dopo una curva del percorso ciclabile. L'abbazia, costruita su una roccia che secondo la leggenda fu gettata lì dall'arcangelo Michele, è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Domina dall'alto l'omonima baia, caratterizzata dalle spettacolari maree che regolarmente isolano il monte dalla terraferma. Quale modo migliore per scoprire questa meraviglia se non in sella alla propria bici? Un ultimo consiglio? È preferibile visitare il monte al tramonto, quando i turisti se ne sono andati e il monte si addormenta dolcemente. Sempre che non ci sia marea alta, però. E se volete immergervi in altre avventure emozionanti, seguiteci su Instagram all'account Team Velo di Manche e chiaramente sul TG del Turismo. Alla prossima! Anzi, alla prochaine! Dai, siamo alla fine, Sì, vi ricordiamo che potete vederci dappertutto, su Turisti per Caso naturalmente, oltre che qui, oltre che qua. Sì, appuntamento, alla prossima settimana ci siamo e vi raccontiamo un sacco di cose. Solo buone notizie la prossima settimana. Sì, la prossima settimana solo buone notizie. E allora, non possiamo mica...